a Cividale. Ci troviamo qui oggi perché è un momento, io intanto mi presento, sono Giuseppe Ruolo e sono assessore al turismo qui nel comune di Cividale e stavo dicendo appunto che ci troviamo qui oggi per un momento secondo me molto importante per la nostra città, che come molti sanno dal 2010 è patrimonio dell'UNESCO e quindi ha iniziato un processo di trasformazione come città turistica. È una città turistica che si rispetti non poteva non avere un'area dedicata ai camper. E questo è un'opera fortemente voluta dall'attuale sindaco Daniela Bernardi, che nello scorso mandato era delegata al turismo e che grazie alla regione Friuli Venezia Giulia, che ha stanziato i fondi, siamo riusciti a realizzare. È stato un iter un po' lungo, anche perché di mezzo c'è stata la pandemia che ovviamente ha rallentato un po' tutti quelli che erano i progetti, ma siamo arrivati finalmente ad oggi a realizzarla grazie anche al supporto e al contributo del Campeggio Club Udine, che diciamo battezzerà in questo weekend quest'area, così come era stato promesso. Sono i primi a passare la prima notte all'interno di quest'area camper, hanno accompagnato l'amministrazione nelle prime fasi di realizzazione del progetto e quindi era dovuta a loro la prima notte in quest'area, che da oggi sarà gestita dall'Unione Nuoto Friuli, qui ci sono il presidente e i vari rappresentanti. Unione Nuoto Friuli, con i quali abbiamo iniziato una collaborazione circa un anno fa e ci hanno dato già una grossa mano nel riattivare la piscina comunale, che ahimè era chiusa da circa 2 anni, e hanno accettato di prendere questa sfida anche nella gestione di quest'area camper. È una sperimentazione che facciamo insieme a loro, quindi come ho già detto anche al presidente e al vicepresidente del Campeggio Club di Udine, tutti i suggerimenti che già in questi giorni potete darci saranno ovviamente ben accetti, perché sappiamo che comunque ci sono ampi margini di miglioramento per l'area. Io non mi dilungo diciamo così, da padrone di casa, ma in realtà qua abbiamo il vice sindaco Novelli e il consigliere regionale Miani, però lascerei prima la parola ai rappresentanti del Campeggio Club Udine e dopodiché facciamo concludere al vice sindaco e al consigliere Miani. Prego Presidente. Buongiorno a tutti, io sono Palestra Gianantonio, sono presidente del Campeggio Club Udine APS, quindi siamo un'associazione a promozione sociale e presidente della Federazione Regionale Campeggiatori, che fa parte dell'Associazione Nazionale Confederazione Italiana Campeggiatori. Noi siamo onorati di battezzare praticamente quest'area di sosta, perché ci abbiamo lavorato e combattuto dal 2017. È dal 2017 che con la dottoressa Bernardi abbiamo iniziato i primi rapporti, abbiamo cominciato a fare dei ragionamenti, siamo arrivati alla presentazione del progetto che abbiamo valutato, suggerito e approvato, e poi dopo purtroppo ci sono stati altri 2 anni, vuoi la pandemia, vuoi altri problemi, che ci hanno portato ad oggi. Comunque siamo contentissimi di essere qua. Io rappresento, come dicevo, non solo il Campeggio Club Udine, ma anche gli altri club regionali che qui sono rappresentati. C'è Staranzano, il club di Staranzano, e poi abbiamo anche un altro club di cui farò parlare, che è rappresentato dal Caravan Club Slovenia. Quindi abbiamo anche gli sloveni, lui è italiano per dire la verità, ma comunque fa parte di questo club sloveno. Noi facciamo, oltre questa è una delle aree nelle quali abbiamo lavorato. Qui vicino c'è San Pietro Natisone, che è stato inaugurato 1 anno e mezzo fa, e abbiamo anche altre realtà di almeno 3 nuove aree di sosta che non saranno probabilmente inaugurate quest'anno, ma senz'altro
il prossimo. Quindi ringrazio tutti e passo la parola al vicepresidente Valentini. Buongiorno a tutti, Marco Valentini, delegato nazionale della Federazione Campeggiatori, appunto vicepresidente del Campeggio Club Udine. Come dicevo, mi associo al presidente Palezza, siamo onorati di essere qui tutti insieme con l'amministrazione in primis per inaugurare quest'area. Noi crediamo tanto in quest'area, crediamo tanto in questo territorio, le valli del Natisone, il Collio. Cividale rappresenta la ciliegina sulla torta di un lavoro che continuiamo e continueremo a fare da anni, su un territorio che potenzialmente diventerà, secondo noi, ancora meglio della Toscana. Sarà una nuova Toscana, ma anche migliore per l'offerta turistica, sportiva, gastronomica, storica, religiosa che questo territorio offre. Non dimentichiamoci che da quest'area, anche come logistica, possiamo prendere il treno e andare a finire a Trieste o a Venezia. Insomma, quindi la versatilità di quest'area, la strategica posizione e anche conclusione di questi lavori ci porteranno veramente ad essere orgogliosi e avere un'offerta alternativa, non in contrapposizione all'offerta alberghiera, al B&B, ma un'offerta di ospitalità veramente unica. Siamo veramente orgogliosi. Gli esempi pratici sul territorio: abbiamo lavorato moltissimo con Pulfero, Savogna, Mataiur, Prepotto, San Pietro Natisone, impegni pubblici e privati solo da lodare, solo da lodare. Non è facile avere finanziamenti dalla regione, ma neanche per il privato impegnarsi in prima persona per realizzare servizi a favore della comunità, a favore dei turisti, a favore dell'economia, per far riprendere le nostre città, visto anche il patrimonio che c'è all'interno. Il nostro impegno va oltre Cividale. Stiamo lavorando su un'importantissima area di sosta in Val Saisera, sarà probabilmente riferimento europeo. Cerchiamo di lavorare duramente per ripristinare delle aree a Tarvisio, ma non solo di camper, anche di campeggi. Uno dei consigli che abbiamo portato proprio stamane anche all'assessore Ruolo è quello di considerare dei posti, diciamo, di tenda, diciamo negli spazi verdi, oltre delle alberature e quant'altro, per poter ospitare coloro che vanno in bicicletta o arrivano in moto, magari con una cifra adeguata di ingresso all'interno. Quei consigli pratici che continueremo a dare gratuitamente, no? e ci mettono, diciamo, in prima linea con amministrazioni e privati come contatto per appunto avere queste soluzioni. Quindi ringraziamento veramente di cuore all'amministrazione che ci porta ad inaugurare quest'area in cui crediamo tantissimo, veramente un ringraziamento di cuore, ci tenevamo tantissimo affinché venisse realizzato, un onore per noi essere qui, quindi un saluto e un ringraziamento a tutti i presenti. Ecco, prima di passare la parola devo ricordare che aveva conosciuto la dottoressa Bernardi e che sapeva di questa inaugurazione, che sarebbe venuto molto volentieri, solo che a qualche chilometro di distanza, Capo Nord. Milan rappresenta praticamente il Caravan Club sloveno, lui è iscritto al Caravan Club sloveno, lui è italiano, ma lavora e viaggia spesso con loro, anzi li porta in Italia a visitare l'Italia. Se può dire due parole? Sì, buongiorno a tutti, io mi chiamo Milan Devetak, siamo venuti qua, a parte che abbiamo avuto recentemente anche un po' di incendio nelle nostre parti, vicino alle nostre case, va bene? Noi siamo venuti qua veramente e siamo molto felici. Io certamente porterò testimonianza ai nostri club sloveni, che poi faccio parte anche di vari siti, quelle cose lì. Abbiamo un 6.000 persone e veramente abbiamo notato questo bellissimo, area che uno viene ospitale così, e qua veramente, poi fra l'altro visitare la bellissima città di Cividale, la città ducale, che è veramente bella. Porterò senz'altro, io non mi allungo, porterò senz'altro testimonianza a questi miei 5-6.000 camperisti sloveni. Spero che non vengano tutti, però che verranno senz'altro, infatti scriveremo anche questo, verranno senz'altro a trovarvi qua, che è veramente un bellissimo posto. Grazie all'assessore, grazie. Adesso il signor Bongiat, che fa parte del consiglio direttivo della Confederazione Italiana Campeggiatori, e porterà il saluto, no il solito foglio grande. No, traia Bongiat, tutto quel tra la lesa.
No, sarò brevissimo. Io sono Roberto Mongiat e sono un consigliere della Confederazione Italiana Campeggiatori, che quest'anno compie 75 anni, quindi è l'associazione più vecchia che tratta a favore dei campeggiatori. Ecco, ringrazio l'amministrazione comunale di Cividale del Friuli per averci invitato. A me corre l'obbligo di portare il saluto del ragionier Giovanni Grassi, presidente nazionale, che oggi non ha potuto presenziare a questa cerimonia, ha delegato sottoscritto in qualità di consigliere. La nostra associazione raggruppa in Friuli 7 club per un totale di 400 nuclei familiari, mentre a livello nazionale siamo presenti in tutte le regioni con oltre 190 club e ben 23.000 famiglie. Tra le finalità della nostra associazione sono la promozione del turismo all'aria aperta in ogni sua forma e la sensibilizzazione di regioni, province e comuni per la realizzazione di aree di sosta e campeggi per i mezzi ricreazionali, nelle località soprattutto turistiche e non solo, anche nei piccoli centri, come altre nazioni europee stanno facendo adesso. Voi andate, prima parlavamo della Francia, in Francia anche i comuni più piccoli o un'area o un campeggio ce l'hanno di sicuro, quindi anche l'Italia dovrebbe seguire queste indicazioni. Oggi siamo a Cividale del Friuli, un comune di medie dimensioni ma al centro di flussi turistici, vicino a numerose bellezze naturali, storiche e artistiche. Stiamo inaugurando quest'area di sosta che per la sua ubicazione attirerà senza dubbio numerosi amanti del plein air. Questa struttura è stata voluta dall'amministrazione locale per dare accoglienza alle sempre più numerose richieste, in quanto la vecchia area era diventata insufficiente ad accettare i mezzi che si soffermavano in questa località. Questo sta a testimoniare la sensibilità sempre maggiore delle pubbliche amministrazioni verso questo tipo di turismo. Ritengo che in questo momento anche lo sviluppo turistico potrà essere un volano di ripresa economica nazionale. La regione Friuli Venezia Giulia ha potenzialità turistiche formidabili ed è una regione che offre opportunità da non perdere, considerato che i turisti itineranti sono in continuo aumento e che hanno bisogno di sostare in tutta tranquillità in strutture ricettive adeguate, aree attrezzate o campeggi, alle loro necessità e ci auguriamo che manifestazioni come quella odierna si ripetano con maggior frequenza. Un'ulteriore considerazione su questo tipo di turismo. In un momento storico qual è il nostro, dove il concetto di famiglia è passato in secondo piano, in controtendenza, svilupparsi un turismo che vede la famiglia unita nel micro spazio dell'autocaravan. Consente alla famiglia di essere unita, riscoprire il colloquio, attivando un proficuo scambio terapeutico di esperienze. Nel microspazio ecco sorgere tra genitori e figli, ma anche solo tra marito e moglie, utili complicità che portano a godere in una cittadina aspetti salienti quali il silenzio, ingrediente segreto, e la voce umana che finalmente rioccupano lo spazio urbano. Non a caso